un'azienda sana con una quindicina di dipendenti dediti alla lavorazione del legno, quella di Elia Parisato, che rischia di dover cessare la propria attività per una fattura dell'ENI inizialmente dell'ammontare di 29.000 euro, ma aumentata per via delle more accumulate fino a superare l'importo di 70.000 euro. È arrivata una fattura di conguaglio per 25 mesi di arretrato, astronomica, che non ci aspettavamo, e a questa sono conseguite delle richieste di rateizzazione intollerabili. Si parla infatti di rateizzazioni pari al 20% o il 25% del fatturato mensile, se a queste rateizzazioni andiamo a sommare anche i consumi contingenti mese per mese. Eppure la volontà di pagare c'è, tanto è vero che è già stato versato un cospicuo anticipo. Impossibile invece per l'imprenditore è sborsare la cifra secondo le modalità imposte dalla società venditrice di energia elettrica e gas. Un caso emblematico che ha spinto l'imprenditore a rivolgersi alla Diconsum, conferendo pieno mandato all'associazione di categoria per trovare un accordo con l'azienda erogatrice che vada nella direzione di una maggiore rateizzazione del pagamento. È proprio la modalità e il modo con cui è stato affrontato questo problema che stride con la realtà economica del Paese, e quindi noi abbiamo fatto un appello ripetuto a Eni che accolga delle richieste o faccia richieste più ragionevoli per consentire al nostro assistito di pagare il dovuto, perché sappiamo bene che quel è un consumo che ha fatto. La nostra era una proposta che era assolutamente mediabile, alla quale hanno risposto uno secco, chiudendo ogni porta e ogni finestra. Ora siamo in una condizione in cui chiederemo anche l'intervento dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e chiederemo anche l'intervento del Ministero dell'Industria perché faccia ragionare, come dire, un'azienda che fino a ieri era un'azienda di Stato.